Pace e bene, un saluto a voi presenti e a quanti attraverso la televisione da casa si uniscono alla celebrazione di questa Eucaristia presso il santuario di San Leopoldo a Padova. Iniziamo la Santa Messa con il canto "Cantate al Signore un canto nuovo". Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie, alleluia, alleluia. Cantate al Signore un canto nuovo, perché Egli ha fatto prodigi, gli ha dato la salvezza alla sua destra, il braccio della sua giustizia. Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie, alleluia, alleluia. I confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. O terra tutta, acclamate al Signore, gridate, esultate, inneggiate. Cantate al Signore un canto nuovo, Egli ha fatto meraviglie, alleluia, alleluia. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Consapevoli che il Signore va in cerca della pecorella perduta, oggi lasciamoci trovare dal Signore e fiduciosi ritorniamo a Lui, chiedendo umilmente il suo aiuto e il suo perdono. Signore, che non sei venuto a condannare ma a perdonare, Kyrie eleison. Cristo, che fai festa per ogni peccatore pentito, Christe eleison. Signore, che perdoni molto a chi molto ama, Kyrie eleison. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Preghiamo. Dio Onnipotente e misericordioso, tu solo puoi dare ai tuoi fedeli il dono di servirti in modo lodevole e degno. Fa che corriamo senza ostacoli verso i beni da te promessi. Per il Signore nostro Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo, per tutti i secoli dei secoli. Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, nessuno di noi vive per se stesso e nessuno muore per se stesso, perché se noi viviamo, viviamo per il Signore, se noi moriamo, moriamo per il Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, siamo del Signore. Per questo infatti Cristo è morto ed è ritornato alla vita, per essere il Signore dei morti e dei vivi. Ma tu, perché giudichi il tuo fratello? E tu, perché disprezzi il tuo fratello? Tutti infatti ci presenteremo al tribunale di Dio, perché sta scritto: io vivo, dice il Signore, ogni ginocchio si piegherà davanti a me e ogni lingua renderà gloria a Dio. Quindi ciascuno di noi renderà conto di se stesso a Dio. Parola di Dio. Contemplerò la bontà del Signore nella terra dei viventi.
Il Signore è mia luce e mia salvezza, di chi avrò timore? Il Signore è difesa della mia vita, di chi avrò paura? Una cosa ho chiesto al Signore, questa sola io cerco, abitare nella casa del Signore tutti i giorni della mia vita, per contemplare la bellezza del Signore e ammirare il suo santuario. Sono certo di contemplare la bontà del Signore nella terra dei viventi. Spera nel Signore, sii forte, si rinsaldi il tuo cuore e spera nel Signore. Venite a me, voi tutti che siete stanchi e oppressi, e io vi darò ristoro, dice il Signore. Alleluia, 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 alleluia. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quel tempo si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: costui accoglie i peccatori e mangia con loro. Ed egli disse loro questa parabola: ma chi di voi, se ha 100 pecore e ne perde una, non lascia le 99 nel deserto e va in cerca di quella perduta finché non la trova? E quando l'ha trovata, pieno di gioia, se la carica sulle spalle, va a casa, chiama gli amici e i vicini e dice loro: rallegratevi con me, perché ho trovato la mia pecora, quella che si era perduta. Io vi dico, così vi sarà gioia nel cielo per un solo peccatore che si converte, più che per 99 giusti, i quali non hanno bisogno di conversione. Oppure quale donna, se ha 10 monete e ne perde una, non accende la lampada, spazza la casa, cerca accuratamente finché non la trova, e dopo averla trovata chiama le amiche, le vicine e dice: rallegratevi con me, perché ho trovato la moneta che avevo perduto. Così io vi dico, vi è gioia davanti agli angeli di Dio per un solo peccatore che si converte. Parola del Signore. Sia che viviamo, sia che moriamo, apparteniamo al Signore. Così come il Signore è quel pastore buono che va in cerca della pecorella perduta. È per dire che davanti al volto di Dio non ci sono buoni o cattivi, ma tutti sono suoi figli, tutti sono amati, tutti sono preziosi. La differenza sta a noi e oggi ci chiede di fare una scelta. Da che parte vuoi stare? Dalla parte degli scontenti che hanno sempre qualcosa da ridire, o vuoi essere tra quelli che lodano e ringraziano il Signore, che fanno festa perché un altro fratello è insieme con loro davanti al suo volto a renderne lode? È una domanda che però diventa anche seria, diventa un programma di vita, diventa un modo diverso di affrontare la giornata di ogni giorno. Posso stare a guardare ciò che il mio fratello non fa, ciò che sta sbagliando, ciò che dovrebbe fare, e magari non guardiamo cosa avremmo potuto fare noi di più o meglio, oppure possiamo lodare e ringraziare il Signore per ogni conquista.
E se guardiamo il mondo con gli occhi di Dio, vedremo che il fratello non è il nemico, ma è proprio mio fratello. È proprio colui che insieme con me può camminare per arrivare davanti al volto di Dio, perché lì vogliamo arrivare, lì ci aspetta il Signore, lì viene in cerca perché noi possiamo raggiungerlo e godere insieme con Lui. L'invito quindi oggi è di fare questa scelta. Vogliamo vivere nella tristezza, cercando sempre ciò che non funziona, o vogliamo fare festa insieme con Dio per ogni piccolo traguardo che riusciamo insieme a conquistare? Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Questo sacrificio, Signore, sia per te offerta pura e per noi dono santo della tua misericordia, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua resurrezione e attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime cantiamo l'inno della tua lode. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità.
Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. L'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra, rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Claudio, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, dei defunti della famiglia Matteazzi, e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, San Leopoldo, tutti i santi, che in ogni tempo ti furono graditi. In Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dall'insegnamento del Vangelo e rallegrandoci per ogni pecorella perduta, ci rivolgiamo al Signore dicendo insieme: Padre nostro, santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare i nostri peccati ma alla fede della tua Chiesa e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.
Comunione spirituale. Gesù mio, credo fermamente che sei presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti nella Santa Comunione, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già venuto io ti abbraccio e mi unisco totalmente a te. Non permettere che io mi separi mai più da te. Eterno Padre, per le mani della Vergine Maria, ti offriamo il corpo e il sangue preziosissimo di Gesù Cristo, per il perdono dei nostri peccati, in suffragio dei nostri defunti, per la conversione dei peccatori e per i bisogni della Santa Madre Chiesa. Amen. Credo in te, Signore, credo nel tuo amore. Preghiamo. Rafforza in noi, o Signore, la tua opera di salvezza, perché i sacramenti che ci nutrono in questa vita ci preparino a ricevere i beni che promettono. Per Cristo nostro Signore. O Dio, fonte di comunione per tutti i tuoi figli, hai voluto Cristo unico pastore della tua Chiesa.
per l'intercessione di San Leopoldo, silenzioso profeta dell'ecumenismo spirituale, infondi in noi il tuo spirito, perché sappiamo pregare e donare la vita per l'unità di tutti i credenti in te. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Lui che è Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore andate in pace. Ave Maria.
dire che è quello che mi ha aiutato a decidere di richiedere una borsa di studio PNRR è stata la possibilità di poter guardare oltre al confine naturale della mia regione di provenienza, quindi la Sardegna. Guardare oltre il mare è sempre stato un grande progetto, ma che grazie a questa borsa di studio è potuto diventare realtà. Avete infissi vecchi, non buttateli, non ci sono le guarnizioni, non c'è la vetrocamera, il freddo entra da tutte le parti, ma c'è la soluzione. Restaurarli di qualsiasi età e condizione, vi assicuriamo altri 50 anni di vita e con la garanzia Zanatta. Guarnizioni a tenuta stagna, vetro isolante a doppia sicurezza, camera con gas e vetro energy, zanzariere e isolamento cassonetti e tutto in giornata. Non buttare i tuoi infissi, restaurali con Zanatta. Zanatta Vetro e Falegnameria Zanatta da più di 40 anni a Montebelluna. Con orgoglio abbiamo portato il Veneto in alto. E continueremo a farlo con coraggio e visione. Il 23 e il 24 novembre, alle elezioni regionali, scegli Alberto Stefani presidente, / il simbolo della Lega. Promuovere un ambiente a misura di anziano e lottare contro la discriminazione. Questo è quanto emerso dal convegno Vivere a lungo, vivere bene, organizzato da FNP CISL, SPCGL e WILP WIL del Veneto, in collaborazione con l'associazione Happy Aging. I sindacati uniti portano così avanti i temi di interesse della popolazione anziana della regione e chiedono un tavolo di confronto alla futura giunta regionale per lavorare insieme sull'invecchiamento in salute. Nel solo Veneto metà degli ultra 65 anni convive con uno o più malattie croniche, una questione sempre più attuale che necessita di un intervento non solo da parte delle istituzioni e degli enti locali, ma anche dei singoli cittadini. Con una popolazione che non solo è over 65, ma comincia ad essere over 80 e over 90, è chiaro che o noi come sistema prendiamo in carico tutta la questione sanitaria, interveniamo